Chiuse le indagini dei carabinieri dopo la violenta maxi rissa scoppiata il 1° novembre in centro a Oderzo, identificati e denunciati 10 ragazzi. I genitori angosciati ne avevano denunciato la scomparsa domenica da Susegana, ma il 14enne è stato ritrovato dai carabinieri mentre stava rubando un motorino. Tragedia di Refrontola, aperta un'inchiesta per omicidio colposo per la morte del 69enne Marino Gazzola. Al vaglio l'imbragatura dell'uomo che dopo la pensione lavorava part-time per l'azienda. Incredibile a Treviso, anziano alla guida di un SUV in bocca il tunnel pedonale della stazione ferroviaria entrando con l'auto sotto gli occhi increduli dei pendolari. Il 75enne Adriano Canzian fu travolto e ucciso da un'ambulanza mentre stava passeggiando con i cani a Conegliano. L'autista del mezzo sanitario è accusato di omicidio stradale. Il giorno dopo la confessione shock a Palazzo Ferrofini, le parole della consigliera regionale Silvia Cestaro: non è stato facile raccontare quanto ho subito. Arcapiani, la chiusura del piano interrato sta mettendo in difficoltà chi utilizza quotidianamente il parcheggio come residenti dei vicini condomini, insufficienti posti in superficie. Possibili nevicate su Prealpi, zone collinari e pedemontana. La regione dirama lo stato di attenzione dal pomeriggio di domani fino a venerdì mattina. Festa della Madonna della Salute domani dalle 9:45 su Antenna 3, la diretta della messa solenne presieduta dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, macchie di sangue a terra, urla, un vero e proprio panico, quello scatenato, lo ricorderete, in pieno centro a Oderzo. Era il 1° novembre scorso, lo raccontammo proprio in diretta nella nostra prima edizione, un scontro tra baby gang, rivali di giovanissimi, addirittura armati di coltello e di taser. I carabinieri hanno identificato e denunciato 10 giovani e giovanissimi, c'è anche un 16enne. Le attività della compagnia di Conegliano hanno consentito di dare un volto a tutti coloro che sono stati coinvolti nella rissa del 1° novembre. Si è chiuso il cerchio intorno alla rissa scoppiata la sera del 1° novembre in centro a Oderzo, tra via Mazzini, piazza Carducci e piazzale Europa. I carabinieri di Conegliano hanno identificato e denunciato in stato di libertà 10 giovani, un ragazzo di 16 anni e altri 9 tra i 18 e i 21 anni, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di rissa, lesioni personali e possesso di armi e oggetti atti ad offendere. Per uno è scattata anche la denuncia per favoreggiamento personale perché avrebbe facilitato la fuga di alcuni partecipanti pur dichiarandosi estraneo ai fatti. Si tratta di trevigiani e di italiani di seconda generazione di origine marocchina e albanese, tutti residenti tra i comuni di San Biagio di Callalta e Ponte di Piave. Sono in parte stranieri, in parte italiani, e durante la colluttazione ci sono stati appunto l'uso anche di armi bianche che hanno cagionato delle ferite ad alcuni di loro. Quella sera 2 giovani erano rimasti feriti e avevano dovuto ricorrere alle cure ospedaliere con una prognosi di 10 e 20 giorni. Le indagini hanno permesso di accertare che alcuni dei partecipanti alla rissa erano in possesso di 2 coltelli e di uno strumento simile al taser. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze delle tante persone che avevano assistito, scioccate, alla violenta lite che aveva visto affrontarsi da una parte 3 ragazzi di origine marocchina e dall'altra i 7 giovani. Sono 2 fazioni che però non abbiamo ancora compreso il motivo per cui si sono scontrate. Ancora giovani e giovanissimi, le ricerche con l'angoscia dei genitori di un ragazzino di 14 anni scomparso da domenica. La buona notizia è che è stato ritrovato, ma con una brutta sorpresa per i genitori e anche per i carabinieri. Era uscito di casa domenica mattina senza farvi ritorno. Alla sera i genitori, non avendo sue notizie, angosciati, si erano recati al comando dei carabinieri per denunciare la scomparsa del figlio di 14 anni. I militari avevano subito dato il via alle ricerche, mentre per la famiglia erano iniziate interminabili ore di attesa e preoccupazione. 3 giorni dopo la svolta, quando i militari dell'Arma, durante un controllo, hanno scoperto 3 ragazzini intenti a rubare un motorino nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte della Priula, tra loro anche il 14enne che stavano cercando da domenica. Per il ragazzino e per gli altri 2 suoi coetanei è scattata una denuncia per tentato furto. Torniamo adesso a parlare della tragedia nel cantiere edile a Refrontolo, perché è stato aperto un fascicolo, un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo.
I lavori sono stati sospesi fino al termine delle indagini. Nel cantiere edile dove è morto Marino Gazzola, 69 anni, solo il dolore per una tragedia che ha sconvolto la comunità. L'operaio, che era tornato al lavoro dopo un periodo di malattia, aveva subito un intervento all'anca, era in pensione ma aveva scelto comunque di continuare a lavorare per l'impresa dove aveva trascorso una vita da operaio edile. Assunto con un contratto part-time dalla stessa ditta di Altivole. In procura è stato aperto un fascicolo, per ora l'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo, ma non ci sarebbero iscritti nel registro degli indagati. Si attendono gli esiti degli accertamenti effettuati dagli uomini dello Spisal di Montebelluna subito dopo la tragedia e dai carabinieri. Al vaglio degli investigatori sistemi di sicurezza, innanzitutto l'utilizzo dell'imbragatura che il 69enne sarebbe stato obbligato a dotarsi nel caso in cui il ponteggio non fosse stato dotato di parapetto. Il cantiere è stato sospeso in attesa che l'inchiesta arrivi a conclusione. Marino Gazzola è stato descritto da tutti come una persona attenta e soprattutto esperta. Ha lavorato per parecchi anni in questa impresa, a 69 anni credo abbia fatto sempre questo di mestiere, per cui immagino, suppongo, l'esperienza non gli mancasse, però di fatto l'incidente è capitato. Un incidente che non ha lasciato scampo al 69enne, un trauma cranico gravissimo. L'uomo è morto sul colpo dopo un volo di quasi 6 metri. La procura non sarebbe intenzionata a disporre l'esame autoptico. Il gravissimo incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì. Gli operai lavoravano in questo cantiere da prima dell'estate. Il progetto prevedeva la realizzazione di un B&B. Disperati i colleghi di lavoro e il titolare che hanno trovato il 69enne a terra senza vita. Marino Gazzola lascia nella disperazione la moglie Afra e 3 figlie. Sconvolta la comunità di Casale d'Altivole dove l'uomo viveva assieme alla famiglia. L'abilitazione a certi tipi di lavoro con il ruolo del medico aziendale, l'età pensionabile portata sempre più in avanti dai sindacati, il cordoglio unanime per la tragedia che ha colpito la famiglia Gazzola. Era uno storico iscritto della CGIL, Marino Gazzola, il 69enne deceduto per la caduta dall'alto mentre lavorava alla costruzione di un bed and breakfast. Alla famiglia, Marino aveva 3 figli, è arrivato il cordoglio unanime da parte di tutto il sindacato. Mauro Visentin, segretario trevigiano, non nasconde l'amarezza nei confronti dell'ennesimo fallimento di una battaglia che dovrebbe essere di tutti, quella della sicurezza nei luoghi di lavoro. Perché l'operaio a quell'età lavorava ancora ad altezze così importanti e perché quell'incarico, dopo un intervento che lo aveva costretto a casa per oltre 1 mese e mezzo? Domande a cui dovranno rispondere gli organi competenti. Il sindacato però, partendo da questa ennesima tragedia, pone una questione. Per fare tutti i lavori ci deve essere una relazione anche del medico aziendale che dice che sei abilitato o meno a quel tipo di lavoro. Ci sono ovviamente dei passaggi, delle visite mediche, delle abilitazioni da avere. Il tema vero è che se si vuole spostare più in là l'età per andare in pensione, adesso si parla per i volontari di andare anche a 70 anni in alcuni settori, diventa, come dire, la via aperta per spostare ancora più avanti l'età pensionabile, e questo è l'altro tema. Ripensare il modello della sicurezza, definire i contorni di certe mansioni affinché un lavoratore non si senta costretto per dovere ad adempiere al proprio ruolo qualora non ne fosse più in condizione. Non possiamo scambiare la sicurezza con la possibilità di vivere, questo è inaccettabile. CGIL conferma lo sciopero indetto per il 29 di novembre contro la manovra. Si sta tentando di provare a destrutturare, a rendere sempre più precario il mondo del lavoro, e quando uno è precario sappiamo benissimo, perché i dati lo dimostrano, che è disposto a tutto, anche a rischiare pur di mantenere il lavoro. Adesso la sicurezza della strada, ma in questo caso davvero non possiamo parlare di strada. È un episodio incredibile avvenuto poco dopo le 18, proprio in centro a Treviso, con l'auto dentro il tunnel pedonale della stazione ferroviaria. In un video l'incredibile manovra, per il malcapitato conducente ne arriva una sanzione da 100 euro per transito in zona interdetta. Guardate. Al volante
L'attaccante di una Volvo, un SUV, ha infilato il tunnel pedonale della stazione dei treni, quello che da San Zeno conduce ai binari, pensando probabilmente che portasse a un'uscita dal parcheggio dove aveva lasciato la macchina, e invece si è trovato di fronte i pendolari increduli, alcuni dei quali hanno avuto la prontezza di girare un breve video. Dell'episodio si sono occupati Polfer e polizia locale, più che paura a stupore generale e imbarazzo dell'anziano conducente, che si è preso anche qualche improperio per lo più benevolo. Manovra quasi inverosimile e ovviamente pericolosa, non c'è dubbio, anche se compiuta a velocità ridotta. C'è voluto qualche metro all'automobilista per rendersi conto dell'errore commesso. Alla prima curva del sottopassaggio, l'amara sorpresa, la folla di pendolari che avanzava. Al guidatore non è rimasto altro da fare che tentare una non facile retromarcia. Le immagini lasciano a bocca aperta, ma il fatto di per sé non sarebbe nuovo e pare capiti anche piuttosto di frequente che, uscendo dal parcheggio sul retro, qualche improvvido conducente imbocchi il tunnel riservato ai pedoni, salvo poi tentare di uscirne con i minori danni possibili. E poi lo ricorderete, la tragica morte del 75enne Adriano Canzian, che fu travolto e ucciso da un'ambulanza mentre stava passeggiando con i cani a Conegliano. L'autista del mezzo sanitario ora è accusato di omicidio stradale. Via 24 maggio a Conegliano, dove è avvenuta la tragedia, è dritta illuminata. Il pedone, Adriano Canzian, 75 anni, stava attraversando, aveva già impegnato la strada assieme ai suoi cani, quando è stato travolto dall'ambulanza in servizio che arrivava a velocità con tutti gli indicatori accesi, sirena e lampeggiante. Nonostante i dispositivi che consentono all'autista di non osservare le regole del codice della strada, è comunque tenuto alla prudenza. Per questi motivi il pubblico ministero Michele Permugnan ha chiuso le indagini e potrebbe presto rinviare a giudizio l'autista dell'ambulanza per omicidio stradale. Il gravissimo incidente era avvenuto l'8 febbraio 2024 a terra e il 75enne privo di vita, accanto morto anche uno dei due cani, l'altro cagnolino sopravvissuto a vegliare sulla salma. Le indagini erano state svolte dalla Polstrada di Vittorio Veneto. L'ambulanza quel terribile pomeriggio stava trasportando un paziente quando ha colpito l'anziano che stava attraversando sulle strisce pedonali, scaraventandolo ad almeno una ventina di metri. Alla vittima sarebbe stato riconosciuto un parziale concorso di colpa, in quanto il codice della strada prevede che qualora ci si trovi di fronte a un mezzo di soccorso con le sirene accese, bisogna fermarsi e lasciare la strada libera. Ma gli accertamenti hanno anche evidenziato che il 75enne aveva già iniziato l'attraversamento e che l'autista avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione. Canzian era tornato da qualche tempo dall'estero, dove aveva lavorato per anni. Con la compagna condivideva l'amore per gli animali. Quel giorno aveva deciso di portare a passeggio i cani. Sul fronte della sicurezza stradale un'importante notizia che riguarda la futura realizzazione della terza corsia dell'A4 nel tratto tristemente noto tra Portogruaro e San Stino di Livenza, con il bando da 870 milioni di euro per la realizzazione appunto della terza corsia. 1° aprile 2025 è fissata la scadenza per la presentazione delle offerte. Entro la fine del prossimo anno conclusione della procedura di gara e aggiudicazione. Entro il 2026 al via il cantiere. Queste le tappe principali per la realizzazione della terza corsia dell'A4 lungo i 25 km tra Portogruaro e San Donà di Piave della rete di autostrade Alto Adriatico, comprendente anche la costruzione del nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza. Svolta storica per una delle arterie viarie più importanti in un tratto spesso purtroppo scenario anche di gravi incidenti. Approvato il bando con un quadro economico da 870 milioni di euro e lavori a base di gara da 588 milioni per un'opera che consentirà di completare il tratto a 3 corsie dell'A4 tra Quarto d'Altino e Palmanova, agganciando le direttrici del trasporto tra centro-est Europa e il nord Italia nell'asse del corridoio europeo 5. Lungo il tratto saranno ricostruiti 9 ponti su corsi d'acqua, tra cui i nuovi sui fiumi Malghere e Livenza, 12 sottopassi di viabilità e linee ferroviarie, 50 attraversamenti idraulici, ma saranno anche adeguate le rampe dello svincolo autostradale di Cessalto.
L'ammodernamento di questo asse viario consente di migliorare l'aspetto legato alla sicurezza degli utenti della strada e creare un volano anche per le attività produttive del nord-est, spiega il commissario per l'emergenza dell'A4 e presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Soddisfazione anche dall'assessore alle infrastrutture del Veneto Elisa De Berti. L'approvazione del bando di gara posizionerà il Veneto quale nodo logistico fondamentale per il trasporto europeo, consolidando il ruolo di regione dinamica e attrattiva. L'investimento, spiega ancora la vicepresidente, darà un forte impulso all'economia del nostro territorio, creando nuovi posti di lavoro e favorendo lo sviluppo di imprese locali. Ci apprestiamo, spiega il presidente della concessionaria autostradale Marco Monaco, ad affrontare gli altri passi con l'obiettivo di accelerare il più possibile la realizzazione dell'infrastruttura, perché garantire il potenziamento di questa autostrada è un dovere etico nei confronti di tutti gli utenti. È stata eseguita nel pomeriggio dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto l'autopsia sul corpo di Rossana Billi, la 62enne operatrice della nostra famiglia di Conegliano, trovata morta nella sua abitazione a San Pietro di Feletto. L'esame autoptico conferma che la donna è stata uccisa da un'intossicazione da monossido di carbonio. Ora mancano solo gli ultimi esami di laboratorio, ma questa sarebbe la causa del decesso. La donna era stata trovata lo scorso venerdì, lo ricorderete, a letto. Ora gli inquirenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e cosa abbia provocato il malfunzionamento della caldaia. Si attende la relazione dei periti, dei vigili del fuoco intervenuti sul posto e che hanno effettuato una lunga serie di accertamenti. L'indagine ora per accertare eventuali responsabilità. In procura, come ricorderete, è stato aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Graffi sul corpo e anche padellate in faccia. Un uomo di 72 anni vittima di violenza da parte della compagna dei 58. Il caso a Treviso, la donna è stata colpita da un provvedimento di ammonimento da parte del questore di Treviso. L'ultima violenza subita lo aveva costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. 10 giorni di prognosi per una padellata ricevuta in faccia, graffi sul corpo. In quell'occasione la vittima, un uomo di 72 anni, aveva chiamato la polizia. Il suo carnefice, la compagna di 58 con la quale viveva da diversi anni. Davanti agli agenti delle volanti la donna ha ammesso le proprie responsabilità. Una telefonata che ha fatto scattare però anche ulteriori accertamenti da parte della divisione anticrimine della questura di Treviso. Non si sarebbe trattato infatti di un caso isolato. L'uomo era stato vittima di diversi episodi di violenza domestica da parte della compagna. Per la donna dunque è scattato l'ammonimento, una misura di prevenzione emessa dal questore Alessandra Simone. Un provvedimento che vuole contrastare la violenza in casa non soltanto mediante il supporto alle vittime, ma anche promuovendo azioni di recupero ed accompagnamento nei confronti dei responsabili. Venerdì alle 15 nella chiesa di Merlengo di Ponzani, i funerali di Elena Bandiera, stroncata da un aneurisma, lunedì soltanto a 39 anni, compiuti da poco, una morte che ha lasciato senza parole tutta la comunità. A piangere la mamma Valentina Paccagnan, zii, cugini, la cara amica Valentina e tantissimi altri amici e conoscenti ancora sotto shock per quanto accaduto e l'addio venerdì alle 15 a Merlengo. Parliamo di lavoro. I 32 dipendenti di DHL Supply Chain in servizio al magazzino di Adora di Cairano San Marco hanno intentato una causa contro l'azienda dello Sport System chiedendo il pagamento delle competenze di fine rapporto che attendono ormai 7 mesi dopo inutili trattative sindacali. La decisione è stata presa in base al principio della responsabilità solidale negli appalti, secondo il quale se il datore di lavoro, appaltatore o subappaltatore, non corrisponde alle maestranze quanto dovuto, la responsabilità si riversa su chi si avvantaggia dalla loro prestazione, quindi il committente, in questo caso l'appaltatrice di Adora. I 32 lavoratori, secondo i calcoli della CISL di Treviso Belluno, avanzano più di 250.000 euro e alcuni tra essi sono in attesa di somme che sfiorano i 30.000 tra TFR, ferie non pagate, permessi e altro. Nel pomeriggio è arrivata una nota di Adora che dice: il rispetto dei diritti dei lavoratori rappresenta una condizione imprescindibile del contratto tra Adora e DHL. Continua Adora. La multinazionale logistica è subentrata a Lognet nella gestione diretta dell'appalto per garantire una corretta amministrazione e la tutela dei diritti dei lavoratori. Sebbene la verifica e le risoluzione delle pendenze pregresse abbia richiesto più tempo del previsto, Adora si impegna a vigilare affinché DHL rispetti gli accordi presi in sede sindacale e contrattuale.
Il sindaco di Treviso oggi era a Torino, c'era l'assemblea nazionale annuale di ANCI per eleggere il presidente di ANCI nazionale. È stato eletto all'unanimità il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Insieme al sindaco di Treviso, presidente di ANCI Veneto, c'erano 140 sindaci veneti. Sentiamo allora le parole di Mario Conte poco dopo l'elezione di Manfredi. Siamo qui alla 41esima Assemblea Nazionale ANCI a Torino, dove è stato da poco eletto il nuovo presidente Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, al quale va l'augurio da parte mia, da parte dei 31 delegati del Veneto e da parte dei 140 sindaci veneti presenti all'Assemblea e dei 560 sindaci che rappresento. Ovviamente col sindaco di Napoli abbiamo già cominciato ad interloquire su tanti temi, a partire da una questione per noi molto importante che è l'autonomia o comunque la questione settentrionale. Il sindaco di Napoli, il sindaco di Treviso può essere che abbiano anche delle visioni diverse, però porteremo dei numeri concreti e soprattutto delle proposte che si pongono come unico obiettivo quello di migliorare la qualità di vita delle nostre comunità e del nostro Paese. Però oggi è tempo di elezioni e quindi davvero al sindaco di Napoli va tutto il sostegno di ANCI Veneto, un grande in bocca al lupo per il futuro, con i sindaci veneti che saranno pronti a collaborare per migliorare le condizioni amministrative e di vita delle nostre comunità. A proposito di Mario Conte, ma in questo caso come sindaco di Treviso, abbiamo raccontato ieri l'attacco del segretario cittadino di Fratelli d'Italia Balbinot proprio al primo cittadino. Ci è voluto ieri un vertice di maggioranza convocato d'urgenza per chiarire la posizione del partito dei meloniani. Ieri sera abbiamo fatto la riunione di capigruppo, abbiamo parlato, abbiamo affrontato la questione. E dunque sul caso Conte Balbinot il sindaco ha convocato i capigruppo di maggioranza per mettere le cose in chiaro prima di partire per l'assemblea ANCI di Torino. Sì, perché il botta e risposta tra il primo cittadino e il segretario comunale del partito di Meloni su autonomia e amministrazione non si è chiuso lì. Al capogruppo ai 300 Guido Bertolazzi non è andato giù il tentativo di Conte di isolare Balbinot all'interno del suo stesso partito e con una nota in serata ha smentito la presa di distanze dal segretario del circolo delle due assessore Gloria Sernagiotto e Rosanna Vettoretti riferita dallo stesso Conte, smentendo così apertamente il sindaco. Da lì il vertice di maggioranza che Bertolazzi sostiene essere stato chiarificatore. Da quello che mi è stato detto si è un po' travisato magari su un termine eccetera, perché il sindaco ieri sera mi ha chiarito che non intendeva assolutamente denigrare o comunque diminuire il ruolo di Fratelli d'Italia. Gli assessori probabilmente non hanno preso le distanze, ma si saranno chiariti su qualche termine. Direi che insomma la cosa è stata un po' magari vista nel modo sbagliato, insomma. Questione di parole mal interpretate, insomma, ma in casa leghista l'uscita di Balbinot non è stata gradita e il capogruppo Cristian Schiavon lo ribadisce. Ci siamo trovati ieri sera e, come in tutte le famiglie, si è discusso, insomma, e si è chiarito. Ribadisco che nessuno ha denigrato il lavoro della Giunta e nella fattispecie degli assessori di Fratelli d'Italia. Mi sono permesso di dire che erano semplicemente fuori luogo le dichiarazioni, perché se si riferiva alla regione non può tirare in mezzo una questione amministrativa della città. E a proposito di città, c'è il Parco Appiani con la chiusura del piano interrato, lo sapete, dopo lo sgombero dei migranti, ma proprio la chiusura del piano interrato sta mettendo in difficoltà chi utilizza quotidianamente il parcheggio come residenti dei vicini condomini. Insufficienti i fatti imposti in superficie. Sentite la denuncia. Questa mattina ho dovuto uscire presto e adesso ho dovuto andare al Panorama a parcheggiare, perché qui intorno, oltre alle macchine degli abbonati, sono quelli che arrivano, che devono andare negli uffici ed è sempre pieno. Se da una parte è stato risolto il problema di trovare una sistemazione ai 30 migranti che usavano come rifugio il piano ammezzato dell'Appiani, dall'altra la chiusura d'urgenza lunedì scorso di quella porzione di parcheggio sta creando non pochi disagi a chi lo utilizza quotidianamente, come Giorgio Roccaforte, residente in via Tomitano. Prima era il piano interrato a riempirsi, racconta, ma stalli liberi in superficie ce n'erano. Adesso che hanno
chiuso sotto, qui alle 9 non si può più parcheggiare, quindi se sposto la macchina poi non so più dove metterla perché non ci sono parcheggi in giro. I garage dei condomini più datati sono stretti e inadatti alle nuove macchine, spiega, e in ogni caso chi di auto ne ha più d'una deve trovare un'alternativa. La soluzione di abbonarsi per 15 euro al mese alla Piani è stata adottata da molti residenti che ora però si trovano in difficoltà. Non può essere che chiuso fino a cessate esigenze. Cosa vuol dire? Giorni, mesi, anni? No. Non vorrei che facesse al fine del Miani, insomma. Da Cassugana l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese fa sapere che la sanificazione dell'interrato è già stata completata. Adesso stiamo lavorando sulle reti fognarie perché anche lì abbiamo trovato dei disastri e fra poco concluderemo anche quel lavoro e poi assieme al super condominio della Piani verificheremo tutti i CPI, cioè la prevenzione incendi, che in questo momento sono in sospensione. Terminate le certificazioni di prevenzione incendi, quindi, e la manutenzione generale dei posti auto, il parcheggio tempo circa un mese sarà riaperto, anche se occorrerà stabilire come sorvegliarlo per impedire che torni a trasformarsi in un bivacco. Quindi possiamo dire che per Natale o l'inizio dell'anno il parcheggio sarà riaperto? Più probabile verso l'inizio dell'anno, quindi ci vorrà un mese buono. Ecco, nel frattempo cosa possiamo rispondere a quelli che pagano l'abbonamento ma non riescono a trovare posto? Che questa è stata una situazione contingente di urgenza e che quindi non potevamo fare altrimenti che chiuderlo e riaprirlo nel più breve tempo possibile. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso. La Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme dalle 16 di domani alle 6 di venerdì mattina per le valli prealpine, la pedemontana e le zone collinari. Le previsioni indicano tra il tardo pomeriggio di domani e le prime ore di venerdì infatti modeste precipitazioni con neve però fino a bassa quota in montagna fino ai fondovalle prealpini, altrove fino a quote collinari con possibili accumuli di qualche centimetro nei fondovalle prealpini, sulle zone pedemontane, specie su quelle più chiuse e sui colli. In pianura in prevalenza ci sarà pioggia, ma possibile a tratti neve o neve mista a pioggia sulle zone più interne, ma generalmente senza accumuli. Questo da domani pomeriggio a venerdì mattina è uno stato di attenzione però da riconfigurare nel caso ci fossero peggioramenti in stato di preallarme o allarme. Staremo a vedere e ve lo faremo sapere. Andiamo a Spresiano adesso, dove i più grandi della scuola d'infanzia Bruno Pizziolo di appunto Spresiano hanno consegnato oggi al sindaco la carta d'identità realizzata da loro per avere la firma del primo cittadino. Una nuvola di cappellini gialli, i bambini della scuola materna di Spresiano che nella giornata internazionale dei diritti dell'infanzia hanno consegnato la loro carta d'identità al sindaco per la firma di rito. Non un documento qualsiasi, ma il loro documento realizzato con le loro mani. Dovevano scegliere uno tra tutti i diritti e hanno scelto il diritto al nome. Sorpreso ed emozionato per questa scelta il primo cittadino, Marco Della Pietra. Perché ci tengono a essere parte di una comunità e riconosciuti all'interno della propria comunità. Credo che sia un messaggio davvero forte che questi bambini hanno dato non solo al sindaco di Spresiano, ma credo a tutta quanta la comunità. I bambini hanno creato insieme all'insegnante la loro carta d'identità, dove hanno scritto il loro nome, il loro cognome, la loro data di nascita e il comune di nascita. Accanto a Marta Baldassarre la collega Paola Viola, insegnante della scuola dell'infanzia Bruno Pizzolato di Spresiano, racconta del percorso fatto fino ad arrivare a qui. I nostri bambini hanno 5 anni e per 3 anni abbiamo parlato loro dei diritti dell'infanzia, raccontato storie e cercato di sviluppare in loro proprio l'empatia e la vicinanza nei confronti dei bambini e delle persone comunque
che hanno più bisogno di aiuto. Un documento, quello realizzato a scuola, hanno spiegato le insegnanti perché i bambini possano, pur nella loro diversità, lingua, religione, colore della pelle, esercitare lo stesso diritto, quello di esistere. Ognuno di loro ha il diritto di esistere e visto che ha il diritto di esistere, ha il diritto anche ai suoi diritti. Proprio per questo abbiamo spiegato anche ai bambini che cosa sono i diritti, perché una degli articoli più importanti di questa convenzione parla proprio di come i bambini debbano essere informati su quali siano i loro diritti. E adesso andiamo nel Bellunese. L'ho fatto per lanciare un messaggio alle donne che subiscono violenza e hanno paura. Sono le parole oggi della consigliera regionale Silvia Cestaro, ex sindaca di Selva di Cadore, che ieri durante la seduta del Consiglio ha scioccato tutti raccontando tra le lacrime la sua esperienza di violenza. Pensate, quando aveva appena 15 anni. Sentite. Non è stato facile, ma era l'occasione per riuscire a scuotere un pochino anche le coscienze, per riuscire a dare forza alle donne che magari in questo momento sono indecise, sono dubbiose se parlare, sono spaventate soprattutto, e anche nel riuscire a far capire che forse tanti luoghi comuni non sono proprio corretti, no? Sfatare tutti quegli stereotipi che molto spesso ci circondano. Questo ha spinto la consigliera 52enne ex sindaco di Selva di Cadore Silvia Cestaro a raccontare davanti al Consiglio regionale, nel giorno dell'istituzione dell'Osservatorio contro la violenza sulle donne, la sua personale scioccante esperienza vissuta a 15 anni. È difficile dirlo, ma io questa cosa l'ho vissuta di persona quando ero una ragazza. Scusate, quindi so cosa vuol dire la violenza. Lo so perché ti arriva inaspettata, ti arriva da chi non ti aspetti, da chi ti sta vicino, e ti arriva dalle persone che dovrebbero difenderti. Una confessione che ammutolisce l'aula e con uno scopo ben preciso, frutto di un'attenta riflessione. Quasi un atto dovuto, dice Cestaro, per chi ha paura o ancor peggio si sente in colpa nel subire violenza e non ha coraggio di denunciare, proprio come accadde a lei. Erano altri tempi, io avevo 15 anni, insomma era un periodo completamente diverso, era un periodo in cui tante cose erano considerate lecite, lo stesso reato di violenza sessuale non era come è gestito adesso e come con gli stessi tipi di condanna che abbiamo ora, ma anche il fatto di dover affrontare poi tutta quanta un mondo mediatico che non è sensibile come quello di adesso, cioè, non dimentichiamoci che la donna comunque veniva sempre colpevolizzata, non veniva quasi mai creduta. Le stesse forze dell'ordine hanno fatto un'evoluzione importantissima in questi anni proprio nell'approccio. Bisogna far cadere tutti quegli stereotipi che ci fanno pensare che l'orco sia lo sconosciuto, la persona non meglio identificata. Molto spesso invece è proprio chi ci sta vicino. C'è ancora strada da fare però, evidenzia Cestaro nel commentare la dichiarazione del collega Valdegamberi durante l'istituzione dell'osservatorio, definito roba che puzza di ideologia, mentre le colleghe abbandonavano l'aula. Dispiace che si banalizzi tutto, che si faccia tutto quanto al minimo comune denominatore. La violenza contro le donne c'è, va detto, va urlato a piena voce, perché queste cose vanno dette, piaccia o non piaccia. La cronaca giudiziaria, il delitto di Fener con il rinvio della sentenza che era attesa per oggi per l'omicidio di Antonio Costa. Vediamo perché. Era stato preannunciato come il giorno della sentenza e invece il processo in corte d'assise a Belluno per l'omicidio a Fener di Antonio Costa avrà bisogno di almeno altre 2 udienze, se non 3. Oggi sono stati risentiti 2 dei 4 testimoni per i quali la difesa del dominicano Dominguez Sanchez Pedro Livert aveva richiesto un supplemento di interrogatorio. Dire che sia emerso qualcosa di nuovo sarebbe sinceramente azzardato. Questo processo è permeato da un muro assoluto di omertà. Tutti coloro che quella sera erano presenti fuori dall'aula parlano, dimostrano di avere una certezza granitica sull'innocenza del nostro assistito, ma all'interno del tribunale, come si sentiva una volta nei processi di mafia, c'è sempre il solito refrain: nulla so, nulla vidi e se c'ero dormivo. E mi auguro che di questo i giudici, quando dovranno valutare se abbiamo raggiunto una prova oltre ogni ragionevole dubbio,
testimoni di questo genere possano fondare un giudizio di tal fatta. Solo mercoledì prossimo prenderà la parola per la requisitoria conclusiva il pubblico ministero Alberto Primavera, al ring che si prevede occuperà tutta la mattinata, poi sarà la volta della parte civile. Solo in udienza successiva prenderanno la parola i difensori di Dominguez Sanchez Pedro Libert e Junior Sedano Sanchez, con quest'ultimo che probabilmente si farà forza del fatto che fu respinta la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata nei suoi riguardi. E se ci dovessero essere repliche, potrebbe necessitare un'ulteriore udienza in più. Per i difensori di Dominguez Sanchez Pedro Libert la situazione rimane molto fluida e la prova provata della colpevolezza del loro assistito, che ci viene detto piange continuamente, non ci sarebbe. Ritengo che ci siano degli elementi assolutamente favorevoli per il nostro assistito rispetto alla compatibilità dei tempi di questo evento. Come detto, i dati obiettivi che abbiamo raccolto, che sono le uniche certezze che possiamo trovare in questo processo, e consistono nelle perizie dei medici legali e nella perizia del nostro tecnico che ha esaminato sia la scena del crimine sia il filmato, che è la chiave di volta di tutta l'indagine, depongono a favore del nostro assistito. Quindi dovremo vedere poi come decidere la Corte e se sarà possibile poi ritrovare un'altra pista ricostruttiva. Cambiamo argomento, la fiera di Longarone sarà l'hub logistico per le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. Spazi e servizi che potranno essere messi a servizio degli eventi sono stati al centro di un incontro a Milano tra il Comune di Longarone e i referenti dell'area trasporti della Fondazione Milano Cortina. In particolare è stata valutata l'installazione di un deposito di pullman in grado di ospitare fino a 150 mezzi di fianco al padiglione della fiera, dove sarà collocata la centrale operativa interna. Tutta l'area, nelle giornate di picco dei flussi, sarà anche adibita a parcheggio per gli spettatori. Le intese saranno a breve messe nero su bianco per la sottoscrizione di un accordo. Inascoltati e incompresi dai genitori e anche dagli adulti, e a tinte fosche lo spaccato emerso dalle risposte ai questionari somministrati al 40% degli studenti delle scuole superiori della provincia di Belluno. La presentazione dei dati stamattina in prefettura. Gli adulti discettano dei giovani incarnando in loro il futuro, ma i giovani non sono solo il futuro del paese, sono il presente, sono con le loro storie, gli amori, le battaglie, un tentativo di cultura agita contro la narrazione che li etichetta come una mandria di idioti. Pensiamoci, se un ministro, un docente, una personalità, insomma, commette un errore, questo viene descritto come un banale lapsus. Al contrario, se è uno studente a sbagliare, l'intera generazione ad essere additata come la rovina del futuro dell'Italia. Noi parliamo, chi ascolta, il titolo eloquente del seminario andato in scena oggi nella sala Zanettelli della Prefettura di Belluno, promosso dalla Consulta Provinciale degli Studenti, da Scuola in Rete e dal SERD dell'ULS Dolomiti, durante il quale sono stati presentati gli esiti di 2 questionari somministrati complessivamente a oltre 1 migliaio di giovani per misurare sentimenti e malessere. Le risposte non proprio confortanti. Essere presi sul serio è importante ed esprimere la propria opinione aiuta a crescere. Provate ad interagire con noi, non siamo sempre sul telefono, 14 anni. Chiedono una relazione migliore con la famiglia, chiedono di avere più attenzione da parte della comunità rispetto a quelle che sono le loro voglie di cultura, di ambiente. Il SERD, forte della sua 20ennale esperienza con il camper fuori posto, ha raccolto e analizzato le risposte dei giovani non solo sulle dipendenze, ma ha allargato l'ambito all'affettività, alla sessualità, alla violenza di genere. Ci sono qui i giovani che hanno partecipato a questa ricerca, che hanno detto quello che loro pensano sulla condizione giovanile in genere, e nello stesso tempo ci saranno anche gli adulti che dovranno mettersi in posizione di ascolto. Riconoscere i bisogni, aspirazioni e potenzialità significa dare ai giovani fiducia, in calo, secondo l'analisi, quella verso i genitori e i padri in particolar modo. Interrogati sul futuro, i giovani per quasi il 44% non lo vedono in provincia per mancanza di stimoli culturali e lavorativi. Il 13%
13% ritiene bassissima la capacità di inclusione del capoluogo, il 16% riferisce che l'orientamento sessuale è causa di discriminazione a scuola. Il 32% vorrebbe che in provincia si potesse accedere alla formazione universitaria, fatto che risolverebbe almeno in parte i disagi patiti dagli studenti a causa dell'inefficienza del trasporto pubblico, anche locale, che influisce per oltre il 30% sulla qualità della vita. Se non vogliamo aumentare il nostro deserto demografico, si tratta proprio di costruire assieme un ambiente, un territorio, una comunità a misura di ragazzi. In chiusura l'appuntamento con la programmazione è molto importante, mettetevi la sveglia nell'orologio alle 9.45 di domani mattina. Da domani dalle 9.45 Antena 3 seguirà infatti in diretta le celebrazioni per la festa della Madonna della Salute a Venezia. Scusatemi, in studio e poi con i nostri inviati vi racconteremo intanto l'attesa dalle 9.45 e poi alle 10 ci collegheremo con la Basilica per la messa solenne presieduta come sempre dal Patriarca Monsignor Francesco Moragna, che trasmetteremo integralmente. Poi al termine ancora voci da Venezia e poi ci sarà la prima edizione. Quindi ore 9.45, appuntamento su Antena 3 con la festa della Madonna della Salute. Come sempre in diretta su Antena 3, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.